Ciao a tutti, oggi prepariamo un piatto buonissimo, ovviamente estivo e ovviamente con le melanzane. Come sapete io sono siciliana, le melanzane sono un po' il simbolo della Sicilia in cucina. Prepariamo le melanzane a barchetta in padella. Sono semplicissime da preparare, vi consiglio di utilizzare le melanzane lunghe striate, scegliendo tra quelle un po' più piccole, un po' più corte. Sono melanzane molto dolci e senza semi. Lavatele bene, tagliatele a metà, togliete un pezzettino del picciolo ma lasciatelo perché aiuta la melanzana a restare diciamo intera. Quindi con un coltellino affilato incidetele così a nido d'ape. Questo faciliterà da un lato la cottura e dall'altro il condimento penetrerà più facilmente. Mettete in una ciotola olio extravergine di oliva, mi raccomando olio buono, sale fino meglio se marino, mescolateli con un pennello e semplicemente spennellate le melanzane con questo composto. Solitamente quando siamo a maggio, giugno o anche a settembre io queste melanzane le cuocio in forno, però con il gran caldo che c'è in questi giorni vi assicuro che la cottura in padella è eccezionale. Scaldate un filo d'olio in padella e mettetevi le melanzane dal lato della buccia. A questo punto devono soltanto cuocere una decina di minuti finché la buccia non sarà leggermente scurita. Nel frattempo lavate i pomodorini, pachino, vanno bene anche dei datterini, purché siano dei pomodori piccoli e non da insalata, tagliateli a metà in questo caso. Quando la buccia delle melanzane sarà colorita, aggiungete i pomodorini. Salate leggermente i pomodorini, aggiungete un pochino di basilico fresco spezzato a mano per preservare gli oli essenziali e coprite. Cuocete coperto ancora 5 minuti, massimo 10. Quando i pomodorini si saranno leggermente appassiti e avranno rilasciato un po' di sugo, girate le melanzane. Mettetele con la parte della polpa a contatto con la padella e alzate leggermente il fuoco. In questo modo, nel giro di 5-6 minuti, la polpa, che è già praticamente cotta, inizierà a dorare. Quando la polpa sarà cotta, dovete semplicemente rigirare ancora le melanzane, mettere i pomodorini con un cucchiaio sopra le melanzane, vedete che bella doratura che hanno, e a questo punto aggiungere il formaggio tagliato a dadini. Ora, questo per me è un piatto abbastanza leggero, quindi utilizzo un formaggio saporito come un provolone, un caciocavallo e una provola dei Nebrodi e lo taglio a dadini molto piccoli in maniera da non metterne tanto. Chiaramente se non avete problemi di leggerezza, di caldo, di dieta, potete anche abbondare con il formaggio. A quel punto l'unica cosa che vi sconsiglio è la mozzarella, perché è un formaggio troppo morbido, getta troppo liquido e non va bene. Come vedete il formaggio poi si scioglierà semplicemente chiudendo il coperchio, mettendo le melanzane a fuoco bassissimo. Completate il tutto con un po' di origano fresco, mi raccomando è indispensabile per il profumo perché dà un sapore eccezionale, e qualche foglia di basilico. La ricetta sul sito Siciliani Creativi in Cucina, iscrivetevi al canale YouTube.